Siamo in stazione di Trieste Centrale, pronti a partire per Udine con il treno 2844, trainato da una locomotiva della serie E646. Le locomotive E646 vennero costruite dall'FS all'inizio degli anni 60 per il traino dei treni espressi. Sono state poi soppiantate da macchine più moderne e veloci. Siccome però sono dotate di una buona accelerazione, oggi svolgono i servizi cosiddetti navetta, dei treni, cioè reversibili. I treni, cioè tira e spingi. Ecco il banco di manovra della E646. Quando tira il treno, il macchinista comanda da qui la locomotiva. Quando invece il treno viene spinto dalla locomotiva, all'alta estremità vi è una vettura pilota dalla quale la locomotiva viene telecomandata. Sono questi i cosiddetti treni navetta. Questo è il maniglione reostatico che comanda la locomotiva. Le combinazioni sono 4: la serie parallelo, il parallelo e il super parallelo, con i relativi shunt, cioè gli indebolimenti di campo, 5 nelle prime 2 e 3 nelle altre. Il segnale di partenza si è disposto a via libera, verde. E questo è il primo segnale di partenza da Trieste Centrale ed è accoppiato col segnale d'avviso del successivo segnale, quindi verde via libera con avviso di via libera. Si attende l'ora della partenza, poi viene dato l'ordine di partenza e il treno si avvia da Trieste verso Udine. Il treno 2844 collega Trieste con Pordenone, quindi dopo Udine prosegue ancora fino a Pordenone. Vediamo intanto sulla destra partire una locomotiva della serie E636. Questa locomotiva si dirige a Campo Marzio percorrendo la galleria di circonvallazione. Questa doppia partenza è possibile perché sulla cintura di Trieste vi è il traffico banalizzato, cioè sulla linea doppio binario ambo i binari possono venire percorsi nei due sensi di marcia e quindi si ha così la cosiddetta circolazione parallela. Il nostro treno si avvia, il segnale di partenza verde ha sotto un triangolo che indica velocità 30 sugli scambi successivi. Vediamo proprio davanti a noi la grande cabina Acei che comanda la stazione. Come si vede, il treno è partito dal binario di corretto tracciato, non da un binario deviato, però in ogni caso nelle stazioni di testa la velocità è genericamente ridotta su tutti i binari. Ma è quello che parla più di tutti. E poi dopo queste deviate comincia il tratto a doppio binario. Vediamo davanti a noi la locomotiva 636 che si dirige sull'altro binario verso Campo Marzio. La circolazione normale è sempre a sinistra, secondo il sistema inglese. Invece i paesi che seguono il sistema tedesco hanno la circolazione normale a destra. Ecco le tavole di orientamento del secondo segnale di partenza di Trieste Centrale, che protegge l'uscita dalla stazione merci dello Scalo che vediamo a sinistra e poi le successive deviate del bivio di Gretta che porta nella galleria di circonvallazione. Ecco il secondo segnale di partenza, verde, via libera con avviso di via libera, indicatore di direzione numero 1, cioè direzione bivia Aurisina. Il treno ora accelera a 60 km all'ora e quindi stiamo raggiungendo l'altra locomotiva che invece viaggia a 30 km all'ora per le deviate. Ecco l'uscita dallo scalo, poi il ponte sul viale Miramare di 30 metri e poi gli scambi estremi di Gretta. Vediamo a destra l'imbocco della galleria del raccordo che porta nella circonvallazione. L'altra locomotiva se ne va per la sua strada mentre noi proseguiamo dritti. Siamo qui, sulla vecchia ferrovia meridionale, la Sidbahn, costruita da Carlo Ghega, la linea Vienna-Trieste. 577 km di percorso da Vienna.
Dopo il 1918 i chilometri sono stati qui rinumerati dallo Zero di Trieste in salita verso Villa Opicina. Ecco infine il terzo segnale di partenza di Trieste, verde, via libera con avviso di via libera sul successivo blocco. Siamo arrivati finalmente alla fine della stazione ed ecco qui gli scambi di Barcola che chiudono il triangolo con la linea merci della galleria di circonvallazione. Subito dopo la galleria di Barcola lunga 75 metri. Dopo la galleria, uno dei più grandi viadotti della linea Vienna-Trieste, il viadotto di Barcola di 250 metri. Ora le tavole di orientamento ci annunciano il posto di blocco automatico 37. Ecco il segnale verde, via libera con avviso di via libera. I numeri dei posti di blocco sono qui contati da Mestre. Segue il viadotto Bovedo di 55 metri. La velocità del treno è adesso di 75 km all'ora. Dopo il viadotto di Contovello, lungo 53 metri, si arriva al punto dove la velocità può salire a 90 km l'ora. Siamo qui in salita dell'11 per 1000 verso il bivio d'Aurisina. Ecco ora le tavole di orientamento del blocco 36, verde, via libera con avviso di via libera. Subito dopo si passa il viadotto di Ceda a Samare, lungo 68 metri. In questo tratto di linea vi è il blocco automatico, ma la linea non è banalizzata. Quindi abbiamo il binario legale a sinistra e il binario illegale a destra. Ora però sono in corso lavori per la banalizzazione e vediamo qui infatti un segnale in fase di montaggio con le croci che indicano che è annullato e non funziona. Siamo ora arrivati ad una zona un tempo franosa, i grandi muri sulla destra hanno risolto la situazione. Ecco ora delle tavole di orientamento con in mezzo una riga gialla. Vediamo la luce verde del segnale del posto di blocco automatico 35, via libera con avviso di via libera. E poiché sulle tavole vi è anche la riga gialla, questo è anche un segnale di avviso di una stazione, infatti il segnale d'avviso della stazione di Grignano. Si passa ora il viadotto Miramare I di 46 metri, dopo il quale vi è la storica fermata di Miramare, costruita per il servizio del castello di Miramare e un tempo frequentata dall'arciduca Massimiliano e dall'imperatore Francesco Giuseppe. Dopo la curva, il viadotto Miramare II di 46 metri e la luce verde del segnale di protezione di Grignano, via libera con avviso di via libera. Si passa ora il viadotto Pucino di 43 metri e si entra in stazione di Grignano, una stazione di scarsissima importanza che serve più che altro a dividere in due la tratta fra Trieste e Bivio Aurisina per motivi di servizio. A destra ora un fabbricato di abitazioni e poi il fabbricato della stazione. In fondo il segnale di partenza verde
via libera con avviso di via libera. Vediamo anche in fase di montaggio i nuovi segnali, tutti annullati con le croci. Usciti dalla stazione di Grignano, si passa il viadotto di Grignano lungo 38 metri. Ecco un treno navetta. Come abbiamo visto, in testa la vettura pilota telecomanda la macchina che spinge in coda. La linea si innalza sempre più lungo la costiera di Trieste, con bellissimi panorami sul golfo. Salita sempre dell'11 per 1000, velocità 90 km/h. Siamo qui alle curve più strette di questo tratto. 316 metri di raggio. Dopo il breve viadotto di Santa Croce di 19 metri, ecco ora il blocco automatico 33, luce verde, via libera con avviso di via libera. Ci si avvicina ora alla fermata di Santa Croce di Trieste, fermata ora chiusa al servizio viaggiatori. La curiosità di questa fermata era di avere il fabbricato più in alto rispetto alla linea. Lo vediamo infatti quella casa rossa nel tipico stile della vecchia ferrovia Sidban, la ferrovia meridionale Vienna-Trieste. Si passa per il marciapiede della fermata, alla fine del quale vi è la caratteristica tabella con due quadrati neri che indica il punto di fermata massimo. Ora le tavole di orientamento con la riga gialla ci avvisano un segnale che è anche un segnale di avviso di stazione, il blocco automatico 32, verde, via libera con avviso di via libera. Qui un tempo vi era anche un passaggio a livello pericoloso che è stato eliminato, la strada passa ora sopra questo ponte. Ai tempi della costruzione della ferrovia Vienna-Trieste, qui sotto a Marina d'Aurisina si trovò l'acqua per le locomotive, ma poi anche per la città di Trieste, l'acqua del fiume Timano. Un residuo dei manufatti di quel tempo, il portale di una camera di pompaggio, un portale molto artistico, è qui ora visibile sulla destra. Non serve più, ma è sempre una specie di monumento, un monumento archeologico industriale. Ci avviciniamo ora al bivio Galleria, dove la linea Vienna-Trieste si divide con l'altra linea verso Monfalcone. Ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione di bivio Aurisina, un segnale a candeliere. La luce verde è alta, la luce rossa è bassa, perciò via libera sul corretto tracciato. Ed ecco ora il bivio Galleria. Qui un tempo la linea principale era quella verso Vienna, oggi la situazione è rovesciata, la linea principale è quella per Venezia e qui vi è la diramazione per Opicina. Subito dopo vediamo il segnale interno di protezione verde, via libera con avviso di via libera di bivio Aurisina, e poi si entra nella galleria di bivio Aurisina di 271 metri. Al bivio Galleria i chilometri sono ora 131 più 296 dallo zero di Mestre. Abbiamo cambiato linea, siamo ora sulla linea Mestre-Bivio Galleria. Si transita ora per la stazione di Bivio Aurisina. Proprio al bivio Galleria, a 137 metri sul livello del mare, vi è il massimo punto culminante del viaggio Trieste-Udine. Ora la linea scende dal bivio d'Aurisina verso Monfalcone. Ecco il segnale di partenza verde, via libera, mentre ora la velocità può salire a 105 km/h. Si comincia a scendere in pendenza del 12 per 1000.
La linea ora passa sopra l'autostrada e si addentra nel Carso verso il villaggio di Visogliano. Ecco infatti le tabelle che ci annunciavano la fermata di Sistiana Visogliano. Ora vi è sempre il blocco automatico, però i segnali non sono più concatenati. Abbiamo quindi sempre un segnale d'avviso e poi il segnale principale. Ecco le tavole di orientamento con le righe orizzontali del segnale di avviso. Il segnale d'avviso è verde e avvisa via libera. Dopodiché si transita per la fermata di Sistiana Visogliano. In fondo si vede ora il Monte Armada, un nome tragico dei terribili avvenimenti della Prima Guerra Mondiale. La linea ora, sempre in pendenza del 12 per 1000, segue serpeggiando appunto i fianchi del Monte Armada. Ecco le tavole di orientamento ora del segnale del blocco automatico del posto 30, verde, via libera. La linea in questo tratto è molto pittoresca e frequentemente passa in questi trinceroni. Ora un altro segnale d'avviso preceduto dalle sue tavole di orientamento. La luce verde in fondo ci avvisa via libera. Si passa ora per l'antica fermata, chiusa ormai da moltissimi anni, di Duino Timavo. Questa fermata venne chiusa per scarso traffico viaggiatori, infatti il villaggio di Duino è molto distante. In fondo si comincia a vedere la pianura friulana e Monfalcone. Ed ecco ora le tavole di orientamento del posto di blocco automatico 29. Il segnale verde ci dà via libera. Questi segnali hanno tutti l'appiccio e sono segnali cosiddetti permissivi. Se sono disposti a via impedita, possono essere superati secondo delle norme speciali che prevedono la marcia a vista. Si continua serpeggiando lungo il fianco del Monte Armada. Ecco ora le tavole di orientamento del prossimo segnale d'avviso che con la luce verde ci avvisa via libera. Ci avviciniamo ora al punto dove la velocità deve scendere a 100 km/h. Ecco il punto dove la velocità è 100 km/h. E si entra ora nella galleria di San Giovanni, lunga 132 metri. Fra le due gallerie il posto di blocco automatico 28, verde via libera. Segue la galleria di Sablice di 81 metri. Sopra la galleria, durante la Seconda Guerra Mondiale, venne messo in una grotta un ospedale. Si passa ora il vallone del lago di Terrarossa, con il grande viadotto di Sablice di 90 metri. Poi, dopo le 7 tavole di orientamento, il segnale d'avviso di Monfalcone, verde, avviso di via libera. Vediamo in fondo la città di Monfalcone.
Siamo sempre in discesa del 12 per 1000. Dopo la curva in fondo appare il segnale di protezione di Monfalcone. Luce gialla, via libera con avviso di via impedita. Naturalmente nella realtà i segnali si vedono benissimo, è nel film che si vedono male, a causa di questioni di pellicole. Qui ora la velocità può risalire a 105, ma il nostro treno comunque deve fermarsi a Monfalcone, perché questa è una delle fermate previste dal servizio viaggiatori. Si entra ora nel piazzale della stazione di Monfalcone, importante stazione merci, oltre che viaggiatori, per il traffico del porto. Il treno ora frena per fermarsi davanti al fabbricato della stazione, che si trova decentrato rispetto al piazzale merci. La linea su cui stiamo viaggiando venne costruita sempre dalla compagnia Sidban come diramazione della linea Vienna-Trieste per dirigersi verso l'Italia, in origine verso Milano, Regno Lombardo-Veneto e poi dopo le guerre di indipendenza italiane il confine di Cormons. Da qui, da Monfalcone, si diramò poi la ferrovia per Cervignano, altro punto di frontiera con l'Italia, costruita da una società privata, la cosiddetta Ferrovia Friulana. La linea però venne amministrata dalle ferrovie imperiali austriache. Oggi la situazione è totalmente cambiata. La linea principale è la linea Venezia-Trieste. Ora invece è diramazione la linea per Udine. Il segnale di partenza in fondo non è visibile dalla stazione, perciò vediamo qui sulla sinistra il ripetitore, quel palo con sopra due luci bianche. Quando è acceso indica che il segnale di partenza si è disposto a via libera. Il segnale è passato dal rosso al giallo, via libera con avviso di via impedita, ed ora giallo-verde lampeggiante. Via libera con avviso di via libera a 60 km/h. Il treno esce dalla stazione di Monfalcone, ecco il segnale di partenza, e poi vi è una breve discesa all'8 per 1000, che porta la linea alla pianura friulana nella stazione di Ronchi Sud. La diramazione invece della linea che porta a Udine si chiama Bivio San Polo. Il Bivio San Polo è telecomandato dalla stazione di Monfalcone. Come si è detto, è oggi questo il punto di riferimento della linea Udine-Bivio San Polo, che si innesta sulla linea Mestre-Bivio Galleria. Un tempo invece era il contrario, la linea Bivio Aurisina-Cormons e poi la diramazione della ferrovia friulana Bivio San Polo Cervignano. Il bivio è protetto da un segnale a candeliere. In questo caso la luce rossa è quella alta per il corretto tracciato e invece la via libera è data dalla luce bassa, che è verso destra, quindi diramazione verso destra. La luce bassa mostra giallo lampeggiante. Via libera a 60, quindi sul bivio, con avviso anticipato di via impedita. Ed ecco ora gli scambi del bivio di San Polo. La luce gialla lampeggiante indica che davanti vi è un segnale principale, che è anche accoppiato con un segnale di avviso, il quale si trova a distanza di frenatura ridotta, meno di 1200 metri, ma comunque più di 700 metri, dall'ancora successivo segnale principale. Il giallo lampeggiante è quindi l'avviso anticipato o di fermata o di via libera in deviazione, quando la distanza di frenatura è ridotta. Le due linee si sono diramate. La linea dell'antica ferrovia friuliana continua a scendere verso Ronchi Sud e oggi la linea principale Venezia-Trieste, mentre ora noi abbiamo cominciato una lievissima salita al 6 per 1000. Ci stiamo dirigendo verso Gorizia.
Dopo le tavole di orientamento vi è ora il segnale di protezione della stazione di Ronchi Nord. Il segnale nel frattempo è passato a verde, via libera con avviso di via libera. Quindi quell'avviso anticipato di via impedita era dovuto semplicemente al fatto che non era stato ancora chiuso il passaggio a livello posto all'uscita della stazione. Ecco il segnale di protezione. Ora vediamo dalla sinistra venire un binario e questo è il raccordo semicircolare che collega la stazione di Ronchi Sud con la stazione di Ronchi Nord, una linea per solo treni merci. Il treno ora riprende velocità. La velocità è qui di 105 km l'ora. Si transita ora in stazione di Ronchi Nord. Il treno aumenta la velocità. In fondo il segnale di partenza di Ronchi Nord con la luce verde ci dà via libera. Ecco l'importante passaggio a livello che porta a Vermigliano. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Re di Puglia. Come si vede qui la linea è in procinto di essere banalizzata e le tavole sono su ambo i binari, sono del nuovo tipo 4321. Ecco il segnale d'avviso verde, avviso di via libera di Re di Puglia. Le vecchie tavole di orientamento erano sempre 7. Le nuove tavole invece sono a decrescere, 4, 3, 2, 1 e sono quindi 4. In fondo a rettilineo il segnale di protezione di Re di Puglia con la sua luce verde ci dà via libera con avviso di via libera. Ecco le tavole di orientamento del nuovo tipo, 4, 3, 2, 1 e poi il segnale di protezione. Si transita ora per la stazione di Re di Puglia. Sulla nostra destra vi è il grande cimitero militare della Prima Guerra Mondiale. In queste zone sono avvenute delle tragiche battaglie durante la Prima Guerra Mondiale, dove sono morte migliaia e migliaia di persone a causa dell'antica e sorpassata tattica di guerra messa in atto dal generale Cadorna. Ecco la stazione di Re di Puglia, stazione costruita negli anni 30. Prima infatti la stazione non c'era e il doppio binario dopo il bivio di San Polo si fermava a Ronchi Nord. Ecco il segnale ora di partenza che con la luce verde ci dà via libera. A sinistra ora vediamo una sede vuota piena di erba e poi di alberi. E questo il posto dove doveva passare la famosa linea di congiunzione fra Cormonse e Re di Puglia, la linea merci. È tutto pronto, mancano solo i binari che non sono mai stati posati e intanto sono cresciuti gli alberi. Ora il treno riduce la velocità a 100 km l'ora. Sulla sinistra si allontana ora il mai costruito raccordo merci. Intanto bisogna frenare. Siamo in vista di Sagrado. Qui un tempo vi era una galleria, la galleria Sagrado Seconda di 83 metri. Era di sagoma ridotta e per mettere il doppio binario è stata scoperchiata. Qui vi era un tempo la stazione di Sagrado, adesso diventata fermata su linea a doppio binario. Tutti i treni, anche i diretti, si fermano a Sagrado. Importante centro di traffico viaggiatori per tutta la zona qui della Bassa Friulana. Si riparte da Sagrado.
Tutto questo tratto di linea venne subito costruito con sede per il doppio binario, però da Ronchi Nord a Gorizia il doppio binario non venne mai posato. I lavori sono stati poi fatti e portati a termine abbastanza velocemente alla fine degli anni '80. La stazione di Sagrado si trovava fra due gallerie, una di queste, la Sagrado Seconda, è stata eliminata, ma ecco ora invece la galleria di Sagrado Prima, adesso unica galleria di Sagrado, lunga 121 metri. La nostra linea prende ora a seguire il fiume Isonzo. Siamo in una lieve salita del 5 per 1000. Il treno riprende velocità. La velocità può salire a 100 km l'ora. Qui ora sulla destra vi era un tempo un binario che portava in una cava. Con il raddoppio del binario, il raccordo con la cava è stato eliminato. Il treno riprende velocità. Ci avviciniamo ora all'antica fermata di Gradisca San Martino. Qui è successa una delle solite storie italiane. La fermata è stata in anni recenti completamente rimodernata e dotata di modernissimi marciapiedi e del sottopassaggio. Poi per questioni di economia è stata chiusa e oggi nessun treno si ferma più. Quindi tutto soldi e lavori inutili. Ecco la fermata soppressa di Gradisca San Martino, mentre la velocità può ora salire a 105 km l'ora. Stiamo ora costeggiando il fianco del Monte San Michele, altro nome tragico dei fatti della Prima Guerra Mondiale. Indubbiamente le tattiche di guerra erano sorpassate. Molte migliaia di vite umane potevano venire risparmiate se i generali fossero stati un poco più accorti. Tra Ronchi Nord e Re di Puglia vi era il blocco elettrico manuale semiautomatico. Ora fra Re di Puglia e Gorizia invece vi è il nuovo sistema del blocco contaassi, e questo è un blocco automatico che però non è basato sul cortocircuito provocato dalle ruote fra le due rotaie, ma invece su dei pedali che all'entrata e all'uscita delle sezioni contano gli assi del treno. Questo blocco è stato montato perché la sezione altrimenti fra Re di Puglia e Gorizia sarebbe stata troppo lunga. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso del blocco intermedio. Il segnale d'avviso con la sua luce verde ci avvisa via libera. Ecco il segnale di avviso. Questo segnale intermedio è un segnale di nuovo tipo, perché oltre a dare l'indicazione di via libera è dotato sotto di uno schermo sul quale vi è la lettera A, una lettera luminosa accesa. Questa lettera indica, quando il segnale è rosso, che il blocco funziona e che è pertanto possibile avanzare con la marcia vista. È un'innovazione regolamentare. Ecco dopo le tavole di orientamento il segnale intermedio verde con sotto la lettera A. Qui in futuro, quando la linea sarà banalizzata, vi sarà un posto di comunicazione fra i due binari. Intanto sono stati montati due scambi. E qui vi sarà il fabbricato del nuovo posto di comunicazione intermedio. Quando la linea era a binario unico,
Vi era qui la stazione di Rubbia San Michele, che poi è stata eliminata con la costruzione del doppio binario. Il fabbricato della stazione però esiste ancora. Ecco l'antica stazione soppressa di Rubbia San Michele. Qui siamo arrivati ora a un punto culminante ed ora si comincia a scendere verso Gorizia. Si passa ora il fiume Vipacco con un viadotto di 20 metri. Il fiume Vipacco è un affluente dell'Isonzo. Siamo ora in discesa del 7 per 1000 verso la stazione di Gorizia. La velocità del treno è sempre di 105 km/h. In fondo però a questo rettilineo la velocità deve scendere a 80 km/h a causa di curve a raggio più ridotto. La giornata della ripresa era relativamente fosca, se no sul fondo sarebbero visibili i monti attorno a Gorizia, come il Monte Sabotino, il Monte Santo e il Monte San Gabriele. Si intravede comunque un po' in fondo la sagoma scura del Monte Sabotino. Ecco ora le tabelle che indicano la velocità 80. L'approssimarsi del punto dove bisogna scendere a 80 km/h ed ecco ora intanto anche le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Gorizia. Il segnale d'avviso verde con la sua luce ci avvisa via libera. La stazione è stata rimodernata con un moderno apparato e pertanto i segnali si trovano su ambo i binari, anche se però il blocco non è ancora banalizzato. In questo modo comunque è possibile fare arrivi con facilità su ambo i binari, anche per i treni che percorrono il binario illegale. Il treno frena per ridurre la velocità a 80 km/h. Siamo arrivati alla curva d'entrata della stazione di Gorizia. Percorrendo la curva, il segnale di protezione esterno di Gorizia, con la sua luce gialla lampeggiante, ci dà l'avviso anticipato di via impedita. Ecco il segnale di protezione esterno. Si entra ora in stazione di Gorizia. Dalla destra proviene ora la linea che congiunge Gorizia con la stazione slovena di Nova Gorica. Il raccordo cioè tra la vecchia linea della Sidban e la ferrovia transalpina, la ferrovia Trieste-Campomarzio, Gorizia-Montesanto, Jesenice-Villacco, delle ferrovie imperiali austriache. Siamo ora nel piazzale merci di Gorizia. Ed ora è visibile in fondo il segnale di protezione interno di Gorizia, che con la sua luce gialla ci dà via libera con avviso di via impedita. Questo segnale è a distanza ridotta dal segnale di partenza, per questo prima vi era il giallo lampeggiante. Ecco il segnale interno ed ora il treno frena per fermarsi a Gorizia. Vediamo dritti davanti a noi una delle antiche cabine di manovra della stazione, prima dell'ammodernamento attuale. Il fabbricato viaggiatori si trova dopo la cabina. Nelle stazioni classiche abbiamo cabina, stazione e altra cabina. Gorizia invece era una stazione che faceva eccezione. Le due cabine si trovavano entrambe dallo stesso lato rispetto alla stazione. Ora le due cabine non funzionano più e vi è un moderno apparato a CEI. Il treno si ferma ora in stazione di Gorizia. Il segnale di partenza non è visibile, ma qui vi è il ripetitore alla fine del marciapiede, che ora non è più visibile. Comunque, quando il ripetitore si accende e mostra due luci bianche verticali, vuol dire che il segnale di partenza è stato disposto a via libera. Ecco, il ripetitore si è acceso
con le due luci bianche, non lo vediamo come si è detto, e il treno può ripartire. Viene dato l'ordine di partenza. Si riparte così da Gorizia. Davanti a noi vi è un'altura. È il Monte Podgora, chiamato, dopo i tragici fatti della Prima Guerra Mondiale, Monte Calvario. E fu proprio un calvario per tante migliaia di soldati, per quelle antiche regole antiquate di combattimento. Ecco il segnale di partenza. Luce verde, via libera. All'uscita della stazione di Gorizia la velocità può salire a 110 km/h. Completata la serie, tolti gli shunt, ecco la transizione ora alla serie parallelo. Ed ecco il viadotto sul fiume Isonzo, lungo 200 metri. Il treno aumenta ora la velocità fino a 110 km/h. Si costeggia il fianco di questa altura, il Monte Podgora, e poi siamo praticamente arrivati nella pianura friulana. Si incrocia ora l'espresso Torino-Udine-Trieste. Una volta giunti nella pianura friulana, l'andamento della linea diventa favorevole e la velocità può salire. Un tempo vi era qui la fermata di Lucinico, chiamata poi, dopo la Prima Guerra Mondiale, Lucinico Calvario. Questa fermata però è stata soppressa all'inizio degli anni 70. A causa poi dei vari lavori di ammodernamento della linea, fra cui il raddoppio del binario degli anni 80, oggi dell'antica fermata non vi è più traccia. Questo è il punto dove si trovava la fermata di Lucinico Calvario. La velocità ora può salire a questa curva a 140 km/h. Il treno ora accelera ancora. Però ecco le tavole di orientamento di un segnale d'avviso che con la luce gialla lampeggiante ci dà avviso anticipato di via impedita o di via libera deviata. Qui un tempo più avanti vi era la stazione di Mossa. Dopo il raddoppio del binario, Mossa è diventata una fermata con 2 marciapiedi. Però dopo la linea è a binario unico, perciò Mossa è ora posto di passaggio dal doppio al semplice binario. I segnali sono sopravvissuti alla vecchia stazione nella classica successione avviso, protezione, partenza, anche se in realtà basterebbero soltanto un avviso e una protezione. Ecco il segnale di protezione con avviso della partenza, giallo-verde lampeggiante, avviso di via libera a 60. Quindi, in questo caso, il giallo lampeggiante si riferisce non alla via impedita, ma a una distanza ridotta per la deviata. Ecco ora la nuova fermata di Mossa, l'antica stazione, ora posto di passaggio. E poi il binario diventa unico. Il treno riduce ora la velocità a 60 km/h per la deviazione. Il segnale di partenza mostra luce rossa-verde, quindi velocità 60. E il treno con lo scambio ora passa sul semplice binario. Durante i lavori di raddoppio di questo tratto, per un errore della direzione di Roma, ci si è dimenticati del tratto Mossa-Cormons, che è così tuttora a binario unico, l'unico tratto a binario unico della linea Udine-Trieste. Passata la deviazione, il treno ora può riprendere la velocità di 140 km/h.
Si fa ora la transizione fra la serie parallelo e il parallelo, mentre la velocità aumenta sempre. Ecco gli shunt, cioè gli indebolimenti di campo. Il treno prende sempre più velocità. Siamo qui ora in un tratto praticamente pianeggiante e con una serie di lunghi rettilinei. Si passa ora per la fermata di Capriva del Friuli. Ed ora l'ultima transizione, il passaggio dal parallelo al super parallelo. La velocità continua sempre ad aumentare. Ora i 3 shunt del super parallelo. Super parallelo e 3 shunt. Di più non si può. La velocità del treno è così ora arrivata a 140 km/h. Questo tratto pianeggiante è soggetto ad infiltrazioni d'acqua, per cui, anche se questo non riduce la velocità, tuttavia si balla. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Cormons. Giallo-verde lampeggiante, avviso di velocità 60. Infatti ora si ritorna sul doppio binario. Questo exploit di velocità, come si vede, dura poco, ora bisogna frenare. Si tolgono gli shunt e si va a 0 e poi si frena. Ecco il freno. Il treno riduce la velocità, ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione. Il segnale mostra luce rossa-gialla, via libera a 60 e avviso di via impedita. Il treno infatti si ferma a Cormons per servizio viaggiatori. Ecco il segnale di protezione, rosso-giallo, e poi la deviata che ci riporta sul doppio binario. Stiamo entrando in stazione di Cormons. La vecchia stazione di Cormons si trovava qui sulla destra, in questo spiazzo erboso. Qui da sinistra doveva arrivare la mai costruita linea da Re di Puglia. Ed ecco ora il treno che si arresta nella nuova stazione di Cormons.
dove è stato recentemente costruito un sottopassaggio, la cui architettura discutibile ricorda un monumento funebre. Ecco il sottopassaggio. Il treno si ferma a Cormons. Anche qui il segnale di partenza non è visibile, ma in fondo al binario vi è un ripetitore. Ultima frenata per l'arresto. Ed ora si sfrena il treno per evitare la fermata brusca. Cormons fino al 1918 fu la stazione di frontiera di trasmissione fra l'Austria-Ungheria e l'Italia. Ordine di partenza. In fondo al marciapiede vediamo qui sulla destra il ripetitore con le due luci bianche che ci indica la via libera del segnale di partenza. Prima della Prima Guerra Mondiale i chilometri erano contati per l'Austria-Ungheria dal bivio di Eurisina a Cormons e per l'Italia da Udine a Cormons. Poi, dopo la guerra, i chilometri sono stati continuati dallo zero di Udine fino al bivio di San Polo. Il treno ora riprende velocità mentre ci appare il segnale di partenza che con la sua luce verde ci dà via libera. Questa zona è tutta piena di fabbriche che costruiscono sedie. Tutte queste stazioni hanno un intenso traffico merci. Cormons è una grande stazione merci. Vediamo sulla sinistra il cosiddetto scalo di Povia. Il treno riprende sempre più velocità. Da qui fino a Udine si può viaggiare sempre a 140 km/h. Ecco le ultime deviate di Cormons all'altezza dello scalo di Povia. E poi vi è il rettilineo verso San Giovanni al Natisone. Prima della Prima Guerra Mondiale, in questo tratto vi era ora l'esercizio FS. Ci avviciniamo ora al fiume Iudrio, che segnava appunto il confine fra l'impero d'Austria-Ungheria e l'Italia. Ecco il ponte sul fiume Iudrio. Qui vi era l'antico confine. Il treno intanto riprende la velocità di 140 km/h. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso di San Giovanni Natisone. Luce verde, avviso di via libera. In fondo al rettilineo il segnale di protezione di San Giovanni Natisone mostra luce gialla. Via libera con avviso di via impedita. Poiché il segnale d'avviso era verde, vuol dire che la distanza fra il segnale di protezione e il segnale di partenza è di 1200 metri, oppure è superiore, cioè la distanza corretta di frenatura. Ecco le tavole di orientamento e il segnale di protezione a luce gialla. Ora il treno frena per la fermata a San Giovanni Natisone. Infatti questo treno diretto, il 2844, ferma anche a San Giovanni Natisone. Anche questa stazione è importantissima per il traffico merci del cosiddetto triangolo della sedia. Vediamo infatti sulla sinistra appunto un treno merci in fase di prova a freno.
Il treno si arresta a San Giovanni Natisone, anche questa stazione è decentrata rispetto al piazzale. Il segnale di partenza è rosso, ma subito dopo la fermata passa al verde e ci dà via libera. Tutto questo tratto di linea, come si è detto, è esercitato col blocco elettrico manuale. Non lo so. Trieste in particolare, Passato il segnale al verde, viene dato l'ordine di partenza e il treno può così ripartire da San Giovanni al Natisone. Non so se scusate, comunque i lavori infatti segretariatamente. La velocità è sempre di 140 km all'ora, però ora ci stiamo avvicinando ad un tratto di linea che ha subito delle infiltrazioni ed è perciò dissestato. Vi è qui cioè un rallentamento. Questi rallentamenti sono prescritti al macchinista mediante l'apposito modulo M3. Il rallentamento è segnalato nel modo usuale. Un segnale di avviso, un segnale di inizio e un segnale di fine. Il treno ora riprende velocità. Il rallentamento riduce la velocità dai 140 della linea a 90. Ci stiamo ora per avvicinare al tratto soggetto a rallentamento. Usciti dalla stazione si passa il fiume Natisone con questo ponte lungo 105 metri. Siamo ora su un rettilineo. Questo rettilineo è cominciato all'entrata della stazione di San Giovanni Natisone e finisce all'uscita della stazione di Butrio. È lungo 8.234 metri. Il più lungo rettilineo della linea Trieste-Udine. Il segnale d'avviso del rallentamento è una tabella esagonale gialla che di notte mostra due luci gialle inclinate. Sulla tabella c'è anche la velocità, che in questo caso è 90. Significa che dopo 1000 metri vi è l'inizio del rallentamento. Ci stiamo ora per avvicinare al segnale d'avviso del rallentamento. Eccolo. Il treno comunque era partito da fermo, per cui adesso siamo appena verso i 90-100 e quindi non occorre praticamente frenare. Si passa ora per la fermata di Manzano, la terza località del triangolo della Sedia. Qui però vi è un piccolo scalo merci al quale si arriva in manovra da San Giovanni Natisone. Lo vediamo ora sulla sinistra, dopo il marciapiede. Per accedere a questo scalo merci bisogna interrompere la circolazione. Siamo ora all'inizio del rallentamento, una tabella gialla che di notte mostra due luci gialle orizzontali. La velocità è di 90 km l'ora. Ecco la tabella di inizio. Il rallentamento è lunghissimo, quasi 2500 metri. Lasciamo ora sulla sinistra il piccolo scalo di Manzano e continuiamo sul lungo rettilineo verso Butrio. Il rallentamento interessa soltanto questo binario. L'altro binario invece non ha subito danni e i treni che da Udine vengono a Trieste possono viaggiare a 140 km l'ora. Questo rallentamento, a causa di queste infiltrazioni, è in atto già da anni, però stranamente non si vede mai un inizio di lavori. I treni perciò ormai in questo punto hanno questo rallentamento praticamente cronico. La fine dei rallentamenti è data da una tabella verde che di notte mostra una luce verde. Ecco intanto le tavole di orientamento dell'avviso di Butrio. Il segnale verde avvisa via libera. Ed ecco la tabella di fine rallentamento. Il treno ora può riprendere la velocità di 140 km l'ora. Ci si avvicina alla stazione di Butrio, una stazione di tipo antiquato.
dove i binari deviati sono accessibili soltanto per regresso. Una stazione che quindi è praticamente sempre impresenziata come tale ed è un semplice posto di blocco con un deviatore e viene abilitata come stazione quando occorre. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione: verde, via libera con avviso di via libera. Poiché non vi sono deviate in arrivo, il segnale ha una sola luce. Ecco, vediamo a sinistra il binario deviato a cui si accede per regresso e poi gli scambi si trovano proprio davanti al fabbricato della stazione. E poi dall'altra parte a destra l'altro binario deviato a cui si accede sempre per regresso. Finisce qui il blocco elettrico manuale e ricomincia ora il blocco automatico. Il segnale di partenza ora ci dà via libera. Si arriva ora al lungo viadotto sul torrente Torre, lungo 210 metri, mentre intanto le tavole di orientamento ci annunciano un altro segnale di avviso, verde, avviso di via libera. Siamo di nuovo a 140 km/h. Ed ecco ora l'ultimo rettilineo prima di Udine. Qui vi è ora il posto di blocco intermedio 103, ecco le tavole di orientamento, il segnale verde ci dà via libera. Un tempo qui vi era anche una fermata, Pradamano, chiusa nella politica di soppressione di fermate per risparmio di personale. Ecco ora le tavole di orientamento di un altro segnale d'avviso. Mentre vediamo a sinistra i lavori, ecco l'avviso verde, avviso di via libera, vediamo i lavori della nuova cintura ferroviaria di Udine che collegherà questa linea alla nuova circonvallazione ferroviaria. Ora ci avviciniamo anche al punto dove bisogna ridurre la velocità a 80. La riduzione è avvisata dalle consuete tabelle di velocità. Ecco ora le tavole di orientamento di un segnale di protezione, la luce alta verde, la luce bassa a destra rossa. È il segnale che protegge un bivio. Ed ecco questo antico bivio, denominato ora scambio estremo Pradamano. Vediamo a destra allontanarsi l'antica circonvallazione merci di Udine che porta direttamente sulla linea di Tarvisio. La linea è stata chiusa nel 1994. Ed ora è in costruzione la nuova circonvallazione. Ecco intanto le tavole di orientamento del segnale di protezione esterno di Udine. Vediamo da sinistra intanto l'altro raccordo a triangolo con la linea di circonvallazione. Ecco il segnale verde, via libera con avviso di via libera. Mentre la velocità si riduce a 80, stiamo ora entrando nella stazione merci di Udine Parco. Ecco ora a destra il piazzale merci di Udine Parco. La grande stazione di Udine è formata praticamente da 3 stazioni successive: il fascio merci di Udine Parco, la stazione di Udine Viaggiatori e poi l'altro fascio merci di Udine Sacca. Ed ora il segnale di protezione interno di Udine. Ecco le tavole di orientamento e poi il segnale luce gialla, via libera con avviso di via impedita. Il nostro treno quindi entra a Udine sul corretto tracciato, senza deviazioni. E questo perché poi il treno prosegue per Pordenone. Ed eccoci arrivare in stazione di Udine. Da destra provengono la linea privata della ferrovia di Cividale e la ferrovia Pontebana. La linea Udine-Tarvisio. Il nostro treno si ferma così ora in perfetto orario nella stazione di Udine.
Abbiamo finito qui il viaggio da Trieste a Udine. Il treno poi, come si è detto, proseguirà per Pordenone. Finisce così il locorama della linea Trieste-Udine. In fondo il segnale di partenza è rosso. Siamo ora pronti a fare il viaggio Udine-Trieste col diretto 2849. Il materiale è sempre quello del treno navetta, ora però il treno è spinto dalla locomotiva E646 ed è telecomandato dalla vettura di testa, la vettura pilota. Ecco il posto di guida della vettura pilota. In alto a sinistra vediamo il freno. In basso a destra invece il reostato di comando. Queste le posizioni della serie parallelo, parallelo e super parallelo, ma invece delle tacche, come sulla locomotiva, abbiamo una leva che si sposta nelle singole posizioni. Giunge l'ora della partenza. Il segnale passa dal rosso al giallo, via libera con avviso di via impedita, e poi al verde, via libera con avviso di via libera. L'indicatore di direzione mostra il numero 3. Con il numero 1 si è la direzione di Tarvisio, con il numero 2 la ferrovia privata di Cividale e con il numero 3 la direzione di Monfalcone Trieste. Dato l'ordine di partenza, il treno si avvia. Ecco il segnale di partenza che fa da avviso all'effettivo segnale di partenza a Udine Parco. Poiché è posto a destra, le vele erano quadrate. Vediamo ora allontanarsi a sinistra la linea Pontebana verso Tarvisio e la linea di Cividale. Noi siamo partiti dal corretto tracciato e pertanto senza riduzione di velocità. Il treno può quindi prendere subito la velocità di 85 km/h. Si passa ora per la stazione merci di Udine Parco, il cui fascio merci si trova ora sulla sinistra. La linea comincia a scendere con una lieve pendenza del 5 per 1000. Siamo ora alla fine della stazione di Udine Parco. In fondo il segnale di partenza mostra il verde via libera. 115%. Si poteva una volta da Udine Parco innestarsi direttamente sulla linea merci di circonvallazione di Udine. Ora questo raccordo è interrotto per lavori in corso. Vediamo sulla sinistra il binario che portava appunto con il raccordo triangolare sulla circonvallazione merci. Ora la linea è interrotta e sono in corso i lavori di costruzione di una nuova grande circonvallazione. Vediamo infatti sul binario da raccordo che sono stati tolti i pali della linea aerea. Ed ecco l'altro binario che chiude il triangolo che si innestava dal raccordo merci, allo scambio estremo di Pradamano, l'antico bivio di Pradamano, che adesso non funziona più, poiché appunto la linea merci è interrotta. Ora la velocità può salire a 140 km/h. Ecco ora sulla sinistra i lavori del nuovo raccordo merci che qui si innesterà con il nuovo bivio. Intanto un segnale d'avviso ci avvisa la via libera. È il segnale d'avviso del blocco intermedio fra Udine e Buttrio, il blocco automatico 103.
In questo breve tratto di linea infatti abbiamo il blocco automatico. Ci stiamo ora avvicinando all'ex fermata di Pradamano, che con la soppressione dei passaggi a livello è stata chiusa ed eliminata. Ed ecco le tavole di orientamento ed ecco il segnale verde del blocco 103, ecco la soppressa fermata di Pradamano. Il treno ha ora raggiunto la velocità di 140 km/h. Si continua a scendere sempre in pendenza media del 5 per 1000. Ecco le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Butrio, che con la sua luce verde ci avvisa via libera. Segue poi il grande viadotto sul torrente Torre, lungo 210 metri. Si arriva così alla stazione di Butrio, dove termina il blocco automatico e ricomincia il blocco elettrico manuale. Ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione ed ecco il segnale verde via libera con avviso di via libera. Il segnale ha una sola luce perché qui non vi sono deviate. Come si vede infatti i binari di precedenza, ora a sinistra e poi più avanti a destra, sono accessibili soltanto in manovra di regresso. Si transita ora per la stazione di Butrio. In fondo il segnale di partenza verde ci dà via libera. Butrio, per causa di questi binari con solo regresso, è praticamente una stazione disabilitata, usata praticamente come posto di blocco. Si continua a scendere sempre con pendenza del 5 per 1000. Ci avviciniamo ora a quel tratto dissestato da infiltrazioni d'acqua sull'altro binario, dove vi è un rallentamento a 90. Invece il nostro binario, il binario dispari, è perfettamente efficiente e la velocità quindi non si riduce. Siamo sempre a 140 km/h. Ecco ora sull'altro binario il tratto soggetto a rallentamento. Stiamo ora percorrendo dalla stazione di Butrio fin dopo la stazione di San Giovanni il più lungo rettilineo della linea Udine-Trieste, 8.234 metri. Ora ci avviciniamo alla zona del triangolo della Sedia. 3 stazioni attivissime nel traffico merci. La prima di queste è Manzano, vediamo ora il piccolo scalo merci a destra, che però non è una stazione ma una fermata. Il piccolo scalo merci ha un solo scambio ed è accessibile interrompendo la circolazione sull'altro binario. Ecco intanto le tavole d'orientamento del segnale d'avviso di San Giovanni in Atisone. Luce verde, avviso di via libera. Ed eccoci ora a transitare per la fermata di Manzano, vediamo lo scambio che ci porta nel piccolo scalo merci. Manzano quindi come merci è una dipendenza di San Giovanni in Atisone. Il treno fischia per via di queste persone vicino ai binari. Ci avviciniamo ora alla stazione di San Giovanni e qui vi è il ponte sul fiume Natisone, lungo 105 metri. Ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione. Ecco il ponte sul fiume Natisone e subito dopo il segnale verde, via libera con avviso di via libera. Si transita ora per la seconda stazione del triangolo della Sedia, San Giovanni al Natisone. Alla fine della stazione, con una curva,
termina il lungo rettilineo che era cominciato a Butrio. Il segnale di partenza verde ci dà via libera. Si continua a scendere con pendenza del 4 per 1000, mentre ora si percorre quest'altro rettilineo. Nelle antiche vicende storiche, questa era la linea FS Udine-Cormons. A Cormons vi era la frontiera con l'impero d'Austria-Ungheria. Poi dopo il 1918 divenne la linea Udine-Bivio-San Polo. Ci avviciniamo ora al ponte sul torrente Iudrio, l'antico confine. Ecco intanto le tavole d'orientamento del segnale d'avviso di Cormons. Luce verde, avviso di via libera. Ecco il fiume Iudrio, qui vi era l'antico confine fra l'Italia e l'Austria-Ungheria. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione di Cormons. Luce gialla, via libera con avviso di via impedita. Il nostro treno infatti si ferma a Cormons per servizio viaggiatori. Si passa ora accanto alla zona denominata Scalo di Povia, quel fascio merci alla nostra destra, e si entra in stazione di Cormons, dove il treno si ferma. Cormons, come si è detto, fino al 1918 era la stazione di frontiera di trasmissione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria. Qui finiva la linea Udine-Cormons e cominciava la linea privata della compagnia Sidvan, la compagnia dei baroni Rothschild, Cormons-Bivio di Nabresina, oggi Bivio di Aurisina. Dopo il 1918 la linea è diventata Udine-Bivio-San Polo. Ed eccoci fermare a Cormons, non più indeviata dopo la costruzione del nuovo sottopassaggio, che ha questa discutibilissima architettura da monumento funebre, come in un cimitero. Un esempio dell'arte di arrangiarsi. Poiché mancano ancora le tabelle vietato attraversare i binari, poiché c'è il sottopassaggio, il personale della stazione ha rimediato con dei cavalletti di tipo stradale, sbarrando il passaggio. Ora in fondo il segnale di partenza passa al verde, via libera. La stazione dove ci troviamo è la nuova stazione di Cormons, costruita negli anni 70 in sostituzione di una stazione più vecchia che si trovava circa 200 metri più avanti sulla sinistra. La stazione poi, dopo essere stata chiusa nel 1973, è stata poi demolita pochi anni fa. Si riparte ora da Cormons. Ecco il segnale verde. Cormons doveva diventare capolinea della linea merci Cormons-Re di Puglia. Questa linea era praticamente pronta al 90%, mancavano solo i binari, la sede completamente pronta, ma i binari non sono mai stati posati. Misteri della politica italiana. Ecco ora a sinistra lo spiazzo erboso dove si trovava la vecchia stazione di Cormons, mentre sulla destra vediamo il tronchino che doveva diventare la nuova linea e poi vediamo la sede piena d'erba e di alberi che si allontana verso destra. Il treno ora riprende velocità. Siamo qui sull'unico tratto a binario unico
del viaggio da Udine a Trieste. Per un'incredibile dimenticanza della direzione di Roma, quando recentemente è stato ripristinato il doppio binario fra Mossa e Gorizia e poi fra Gorizia e Sagrado, questo tratto è stato dimenticato. E poiché ora bisogna nuovamente riprogettare tutto e trovare i finanziamenti, non si sa quando questo tratto verrà raddoppiato. La linea qui era originariamente a doppio binario e così è rimasta fino alla seconda guerra mondiale, quando venne tolto un binario. Dopo la seconda guerra mondiale il binario venne ripristinato fino a Cormons. Ed ora, come si vede, tutto è pronto, la sede può benissimo accogliere un binario che potrebbe venire posato in pochissimo tempo e invece chissà come andrà a finire questa storia. Il treno ora riprende la velocità di 140 km/h. Siamo sempre in lieve pendenza del 4-5 per 1000. Questo è il punto dove si balla, come si vede infatti si ondeggia a causa di queste infiltrazioni. Però, stranamente, non vi sono mai rallentamenti nei lavori, mentre invece nel tratto dopo Butrio vi è rallentamento anche se non si è mai ballato. Anche questi sono piccoli misteri ferroviari. Dopo la curva, eccoci arrivare alla fermata di Capriva del Friuli. Ed ecco le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Mossa. Mossa un tempo era stazione sul semplice binario. Ecco il segnale d'avviso verde, avviso di via libera. Poi con questi nuovi lavori di raddoppio, Mossa ora non è più stazione, ma è semplicemente il posto di passaggio dal semplice al doppio binario. Viene così tenuto in esercizio praticamente per girare uno scambio. Ecco ora le tavole di orientamento, che sono sempre del nuovo tipo 4321, del segnale di protezione verde, via libera con avviso di via libera. Ed eccoci entrare nella stazione di Mossa, dove il binario nuovamente si raddoppia. Abbiamo il corretto tracciato e non vi è riduzione di velocità. Come si vede, oggi praticamente è mossa una fermata, a parte lo scambio di passaggio. Ora vediamo anche uno dei vecchi scambi della stazione che non sono mai stati tolti completamente. Ecco il segnale di partenza verde, via libera. Per un semplice posto di passaggio questo segnalamento completo è inutile, basta il segnale di protezione, ma i segnali sono sopravvissuti alla stazione. Ci avviciniamo ora al punto dove la velocità scende a 110, in fondo a questo rettilineo. Davanti a noi vi è l'altura del Podgora, il monte Calvario della Prima Guerra Mondiale, dove infatti per moltissimi soldati, a causa di quelle antiche tecniche di combattimento fuori della logica e della realtà, fu un vero e proprio calvario. Il treno riduce ora la velocità a questa curva. Mentre intanto tavole di orientamento ci annunciano il segnale d'avviso di Gorizia. Qui, in questa curva, vi era anche la fermata di Lucinico Calvario, di cui ormai sono perdute le tracce. Ecco il segnale d'avviso verde, avviso di via libera. Si corre ora sul fianco del Podgora e ci si avvicina a Gorizia. All'entrata della stazione di Gorizia la velocità deve scendere nuovamente a 80 km/h. Ecco le tabelle che annunciano la velocità che scende e le tavole di orientamento del segnale di protezione di Gorizia. Luce gialla, via libera con avviso di via impedita. Altra fermata d'orario per il nostro treno. Si passa ora il ponte sul fiume Isonzo, questo grande e bellissimo viadotto lungo 200 metri.
E si entra così ora nella stazione di Gorizia. Ai tempi dell'Austria questa era Gerz Südbahnhof, cioè la stazione privata, mentre l'altra stazione era Gerz Stadtbahnhof, cioè la stazione delle ferrovie imperiali sulla ferrovia transalpina. Nel periodo fra le due guerre questa era Gorizia centrale, mentre l'altra divenne Gorizia Montesanto. E oggi questa è Gorizia, mentre l'altra in Slovenia è Nuova Gorica. E la linea che congiunge le due stazioni è un transito di frontiera. Gorizia è quindi un'altra stazione dalla quale si può accedere all'estero, un transito di frontiera, anche se la stazione però di trasmissione è Nuova Gorizia. Infatti le ferrovie italiane vanno lì. Il treno si ferma così a Gorizia, proprio sotto l'antica cabina del vecchio apparato ACE, che ora è fuori servizio, sostituito da un nuovo apparato ACEI. Il segnale ora passa al giallo e poi al verde e si accende il ripetitore che vediamo qui, con le due luci bianche verticali, che indica appunto che il segnale si è disposto a via libera. Il treno riparte. Il segnale è il segnale di partenza interno, che ha l'avviso poi del segnale vero e proprio di partenza, quindi verde via libera con avviso di via libera. Il treno riparte da Gorizia e deve mantenere la velocità di 80 fino all'uscita della stazione. Questa stazione un tempo col vecchio apparato aveva le due cabine di manovre, la curiosa anomalia di avere il fabbricato non fra le due cabine, secondo il modello classico, ma esterno ad entrambe le cabine. Si attraversa ora il piazzale merci di Gorizia, mentre il treno riprende la velocità di 80 km/h. A Gorizia siamo a 71 metri sul mare, siamo scesi così dalla quota originaria di Udine che era 108 metri ed ecco il segnale di partenza, verde via libera con sotto l'indicatore 2, direzione Monfalcone, con il numero 1 si va ora sulla linea che si dirama a sinistra verso Nuova Gorizia, la linea internazionale che però è a trazione diesel ed è priva di linea aerea. Ora, dopo questa curva, la velocità può risalire a 105 km/h. Vediamo in fondo l'altura del monte San Michele, un altro nome tragico dei terribili fatti avvenuti qui durante la Prima Guerra Mondiale. Siamo ora in una lieve salita del 7 per 1000. Dopo l'esploit di velocità da Udine a Gorizia, dove si può toccare i 140 km/h, ora la linea permette fino a Monfalcone la massima velocità di 105-110 e poi da Monfalcone a Trieste la velocità scende ancora. Da Gorizia a Re di Puglia è ora in funzione il blocco automatico contassi e poiché la sezione era troppo lunga, in mezzo vi è un posto di blocco intermedio. Ecco le tavole di orientamento del segnale di avviso del blocco intermedio che con la luce verde ci dà l'avviso di via libera.
Subito dopo si passa il viadotto sul fiume Vipacco, lungo 40 metri. Si arriva così all'antica stazione di Rubbia San Michele, chiusa oggi ad ogni tipo di servizio, di cui vediamo il fabbricato a destra. Ed ecco ora, dopo le tavole di orientamento, il blocco intermedio, verde con sotto la lettera A. E questo è un segnale di nuovo tipo. La lettera A indica il perfetto funzionamento del blocco nel caso il segnale sia disposto a via impedita. Per il superamento del segnale bisogna poi seguire delle apposite procedure. Sempre a 105 km/h si continua ora serpeggiando sul fianco del monte San Michele, costeggiando praticamente il fiume Isonzo che si trova mediamente 200 metri sulla nostra destra. Questo tratto di linea, come si è detto prima, era la linea della compagnia Sidban che congiungeva Cormons con il bivio di Aurisina, quella volta il bivio di Nabresina. Oggi invece è la linea Udine-Bivio-San Polo che si innesta poi sulla linea Mestre-Bivio-Galleria. Ci avviciniamo ora al paese di Gradisca. E qui vi era la fermata di Gradisca San Martino. Poi dopo grandi lavori la fermata è stata rimodernata, potenziata, dotata di pensilini e sottopassaggi. E poi, finiti i lavori, le ferrovie hanno concluso che era antieconomica e l'hanno soppressa, con tutti i lavori perciò inutili, con il solito spreco di denaro pubblico. Il treno ora transita per l'abbandonata fermata di Gradisca San Martino. Ci avviciniamo ora ad una galleria. E questa è l'antica galleria di Sagrado prima, lunga 121 metri, adesso è rimasta l'unica galleria di Sagrado. Il treno frena per fermare alla fermata di Sagrado, mentre le tavole di orientamento ci annunciano il segnale d'avviso di Re di Puglia. Qui un tempo vi era la stazione di Sagrado. Ed ecco ora il segnale d'avviso di Re di Puglia, luce gialla, avviso di via impedita. Il treno intanto si ferma alla fermata di Sagrado. Sagrado, come si è detto, un tempo era stazione. E oggi è diventata una semplice fermata dopo il raddoppio del binario. Alla stazione di Re di Puglia vi è un passaggio a livello. Per cercare di evitare intralci al traffico,
automobilistico, è costume dei dirigenti in movimento della stazione di chiuderlo all'ultimo momento, aspettando che il treno arrivi fino al Sagrado. Perciò ormai è la norma praticamente trovare il segnale d'avviso giallo. Poi il treno riparte lentamente fino a che dopo la curva non vede il segnale di protezione. A questo punto si vede che il segnale è stato disposto a via libera. In realtà, così facendo non è che si guadagna molto, perché il treno comunque ripartendo deve ripartire piano, fino a che non si vede il segnale che non è visibile a causa della curva. In questa curva vi era una volta la galleria di Sagrado Seconda di 83 metri, che però aveva la volta troppo bassa per consentire la posa della linea aerea sul doppio binario. Pertanto la galleria è stata eliminata, scoperchiata, ed ora al posto della galleria vi è questo trincerone. Il treno avanza, però non prende subito la velocità perché bisogna tenersi pronti a eventuali sorprese dopo la curva. Ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione e quando finalmente il segnale appare è verde, via libera con avviso di via libera. Il treno può così riprendere velocità. Qui ora da destra doveva innestarsi la mai terminata linea da Cormons, la linea merci. Gli alberi che vediamo sono cresciuti sul tracciato pronto ma privo di binari. Il treno ora riprende gradatamente la velocità di 105 km/h. Ecco il segnale verde, siamo entrati in stazione di Re di Puglia. Re di Puglia è una stazione costruita negli anni 30 per il servizio del monumentale cimitero di guerra che si può scorgere sulla sinistra, sul fianco del monte. A causa, come si è detto, di quelle sorpassate tecniche di combattimento, si può concludere che almeno metà di questi morti sono morti inutilmente, soltanto per la stupidità di generali che combattevano in modo arcaico e sorpassato. Si transita per Re di Puglia ed ecco il segnale di partenza verde via libera. Dopo questa curva appare il segnale d'avviso di Ronchi Nord. Anche a Ronchi in genere vengono tenuti chiusi i segnali per consentire agli automobilisti di passare fino all'ultimo momento. È quasi una consuetudine trovare questo segnale disposto ad avviso di via impedita e quindi qui una frenatura in genere è normale. Oggi invece il segnale è disposto al verde, avviso di via libera. Si racconta di un signore che lavorava a Gorizia e abitava a Monfalcone, che prendeva sempre il treno e pisolava e aspettava questa frenata qui per poi svegliarsi e sapere che doveva scendere a Monfalcone. Un giorno come adesso il treno non ha frenato e lui ha dormito avanti fino a Trieste. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione, verde via libera con avviso di via libera. Ecco il segnale, si entra in stazione di Ronchi Nord. Si passa ora davanti al fabbricato della stazione che è decentrato rispetto al piazzale. Ronchi è collegata con un raccordo con la stazione di Ronchi Sud, un raccordo merci. In fondo il segnale di partenza ci dà giallo-verde lampeggiante, via libera con avviso di via libera a 60 e sotto l'indicatore 1, direzione Monfalcone. Invece con il 2 si va sul raccordo semicircolare che vediamo ora sulla destra che ci porta a Ronchi Sud, un raccordo solo servizio merci. Abbiamo ricevuto l'avviso di 60 perché ora stiamo per arrivare al bivio di San Polo, il punto di innesto della nostra linea sulla linea Mestre Bivio Galleria. Un tempo questa era la linea principale della Sidban
e qui si innestava la linea della ferrovia friulana che veniva da Cervignano a Monfalcone. Oggi le cose sono invertite. Quella è la linea principale, la linea Venezia-Trieste, e questa è la linea diramata. Ed ecco ora le tavole del segnale di protezione del bivio di San Polo. Rosso con giallo lampeggiante, via libera 60 e avviso anticipato di via impedita. Il treno riduce la velocità a 60 ed ora agli scambi del bivio di San Polo, telecomandati da Monfalcone, passa sulla linea Venezia-Trieste. Finisce qui la discesa da Rubbia, mediamente sempre sul 6-5 per 1000, ed ora siamo in salita dell'8 per 1000 verso la stazione di Monfalcone. Terminata la linea Udine-Bivio-San Polo, ora i posti di blocco sono contati da Mestre. Il bivio San Polo è il posto di blocco 26. Dopo il breve tratto con il blocco Conta Assi, dalla stazione di Ronchi Nord abbiamo ora fino a Trieste il blocco automatico. Ecco il segnale di protezione di Monfalcone giallo, via libera con avviso di via impedita. L'ultima fermata d'orario del nostro treno. Si entra così nel piazzale della stazione di Monfalcone. Il giallo lampeggiante precedente ci avvertiva che tra questo segnale e il segnale di partenza la distanza è ridotta. Non quella regolare di frenatura di 1200 metri, ma minore di 1200 metri, ma comunque sempre superiore a 700. Il treno così ora si arresta alla stazione di Monfalcone. Anche qui interessante notare come la nuova pensilinea copre interamente il binario, mentre l'altro binario ne è privo e lo ha sa pensilinea soltanto davanti alla stazione. Il segnale di partenza passa dal rosso al verde. Intanto vediamo un treno merci che sta uscendo dal fascio merci basso. La stazione di Monfalcone, infatti, che è decentrata rispetto allo scalo merci, questo scalo è diviso in due parti. I binari a sinistra sono denominati il fascio merci alto e invece i binari lato mare il fascio merci basso. Il lungo treno merci se n'è andato, noi invece aspettiamo l'ordine di partenza, poiché il treno è arrivato a Monfalcone in lieve anticipo. Si riparte da Monfalcone.
e si comincia così ad attraversare il lungo piazzale merci. La città di Monfalcone è dotata di un porto. Questo porto è collegato alla ferrovia. Un tempo vi era una linea ferroviaria che si diramava sulla destra dietro quel fabbricato che vediamo e scendeva giù verso il porto. Una linea però piena di passaggi a livello. Per evitare questo intralcio reciproco fra treno e automobili è stata costruita una nuova linea che raggiunge il porto con un percorso ad U, una linea totalmente priva di attraversamenti e gestita dall'ente porto con macchine private. Questa linea però non parte dal piazzale basso ma dal piazzale alto. Vediamo ora alla fine del piazzale alto la galleria dove questa linea entra per poi passare sotto la nostra linea ferroviaria. Inizia qui la salita al 12 per 1000 costante verso il bivio di Aurisina. Ora in questo punto la linea per il porto passa sotto di noi e poi esce all'aperto. La velocità ora è di 105 km l'ora. Vediamo in fondo la sagoma del Monte Ermada, un altro nome tragico della Prima Guerra Mondiale. Ora le tavole di orientamento ci annunciano un segnale d'avviso. Il segnale con la sua luce verde ci avvisa via libera, poi si attraversa il vallone di Terrarossa con il viadotto di Sablice, lungo 90 metri. Vi sono ora due gallerie brevi. La prima è la galleria di Sablice di 81 metri. Galleria sovrastata da una grotta, nella quale durante la Seconda Guerra Mondiale venne messo un ospedale. Poi fra le due gallerie vi è il posto di blocco automatico 28, luce verde, via libera. In questo tratto i segnali non sono concatenati. E poi vi è la galleria di San Giovanni di 132 metri. La velocità ora può salire a 110. E si comincia così a percorrere serpeggiando il fianco del monte Ermada. Ecco ora le tavole del successivo blocco automatico, il segnale d'avviso verde, avviso di via libera. La linea si innalza gradatamente sul fianco del monte, mentre sulla destra si apre un grande panorama sul Golfo di Trieste. Ed eccoci al posto di blocco 29, verde, via libera. Ora sulla nostra destra, ma lontano, vi è il villaggio di Duino. Un tempo anche Duino aveva una fermata denominata Duino Timavo, poiché qui vicino vi sono le risorgive del fiume Timavo. Ma questa fermata è stata chiusa all'inizio degli anni 70 per scarso traffico. Comunque il fabbricato della fermata esiste ancora e ora lo possiamo vedere sulla nostra destra, mentre intanto un altro segnale di avviso con la luce verde ci avvisa via libera.
Si continua a salire, ma ormai si sta per abbandonare il fianco del Monte Armada. Ed ecco ora il posto di blocco 30, verde, via libera, mentre intanto delle tabelle ci annunciano l'approssimarsi della fermata di Sistiana Visogliano. Sono queste le nuovissime tabelle che indicano la fermata. Prima non vi erano indicazioni, a differenza delle altre ferrovie europee. Si entra ora fra le case dell'abitato di Visogliano, posto proprio vicino a Sistiana. Ed ora si transita per la fermata di Sistiana Visogliano. Subito dopo, ecco, preceduto dalle tavole, il segnale d'avviso di bivio d'Aurisina, verde, avviso di via libera. Un tempo la linea Sidvan al bivio d'Aurisina si innestava sulla linea Vienna-Trieste, la linea di Carlo Ghega. Oggi la situazione è cambiata. Questa è la linea Venezia-Trieste che al bivio Galleria riceve l'innesto della linea che proviene da Villa Opicina, cioè l'antica linea Sidvan. Anche qui la situazione si è rovesciata. La linea principale è diventata linea secondaria. Appare ora il segnale di protezione del bivio d'Aurisina. Verde, via libera con avviso di via libera. La velocità ora all'entrata di bivio d'Aurisina va ridotta a 90. Ed eccoci nel piazzale della stazione di bivio d'Aurisina, l'antico bivio di Nabresina. Il nome è stato cambiato negli anni 30 poiché Nabresina è un nome di origine slovena, a quei tempi il fascismo mutava i nomi dei paesi. Si attraversa la stazione di bivio d'Aurisina. In fondo il segnale di partenza verde ci dà via libera con avviso di via libera, ora il blocco è concatenato e sotto la cifra 2 ci dà la direzione di Trieste. Con l'1 invece si va a sinistra sul raccordo triangolare per Villa Opicina. Siamo ora alla galleria del bivio d'Aurisina, lunga 271 metri. All'uscita della galleria vi è il bivio Galleria, gli scambi Galleria oggi. E qui finisce la linea Mestre-Bivio-Galleria e poi siamo sulla linea Trieste-Villa Opicina. Siamo qui ora alla quota di 137 metri sul livello del mare, la massima quota del viaggio Udine-Trieste. Ed ora si comincia a scendere in pendenza dell'11 per 1000 costante fino a Trieste, lungo la bellissima costiera di Trieste. Sulla destra la vista spazia su tutto il golfo. La linea principale Venezia-Trieste per servizio viaggiatori, ma per il servizio lavori è questa ora la linea Trieste-Villa Opicina, l'antica Sidvan di Carlo Ghega, con i chilometri però rovesciati, non più contati da Vienna ma dallo zero di Trieste. Ecco ora le tavole di orientamento del blocco 32, verde via libera con avviso di via libera. Una visione del posto di guida della vettura pilota. Si vede in fondo anche il castello di Miramare, nel golfo di Trieste. Ecco ora il ponte che ha sostituito un pericoloso passaggio a livello. Qui, ai tempi del Sidvan, si trovò a livello del mare l'acqua che poi venne pompata su in quell'edificio ora in alto a sinistra, l'edificio dei filtri di Aurisina, che poi oltre a servire la linea ferroviaria divenne così anche l'acquedotto di Trieste. Ci avviciniamo così ora alla fermata di Santa Croce di Trieste, anche questa abbandonata
nella politica attuale dell'FS. Questa fermata aveva il fabbricato viaggiatori che è nello stile Sidban, non binario ma più in alto, lo vediamo a sinistra. Ed ecco ora le tavole di orientamento con in mezzo una riga gialla del blocco 33. Quindi il segnale coincide col segnale d'avviso di Grignano, verde, via libera con avviso di via libera. Ecco ora l'avviso di un rallentamento a 50. Vi è qui ora il breve viadotto di Santa Croce di 19 metri. Siamo ora alle curve più strette di questo tratto costiero e da qui ora si vede proprio davanti a noi benissimo il castello di Miramare sulla punta, proprio in riva al mare, il castello dell'arciduca Massimiliano d'Austria. Il treno intanto frena per il rallentamento. Questi sono i nuovi segnali di Grignano e infatti sono annullati con le croci perché non ancora in funzione. Ecco l'inizio del rallentamento, la tabella gialla, di notte le due luci gialle. Ed ecco il segnale di protezione di Grignano, verde. Intanto la tabella verde di fine del rallentamento. Il segnale di protezione ci dà così via libera con avviso di via libera. Il treno può ora riprendere la velocità di 90 km/h. Si passa ora il viadotto di Grignano di 38 metri e si entra nel piazzale della stazione di Grignano. Anche questa stazione è stata chiusa al traffico viaggiatori e rimane come posto di movimento. Questa stazione non ha una grande importanza, serve unicamente a spezzare a metà la tratta fra Bivio d'Aurisina e Trieste. Ecco ora a sinistra il fabbricato della stazione in stile Sidban e poi il fabbricato delle abitazioni. In fondo il segnale di partenza verde ci dà via libera con avviso di via libera. Si passa poi il viadotto Puccino di 43 metri. Segue poi il viadotto Miramare II di 46 metri. E dopo la curva siamo alla fermata di Miramare, la storica antica fermata costruita per il servizio del castello, dove scendevano l'arciduca Massimiliano e l'imperatore Francesco Giuseppe, da poco restaurata. Ed ecco ora, verde, via libera con avviso di via libera, il segnale del blocco 35, mentre passiamo il viadotto Miramare I di 46 metri. Si continua a scendere lungo la costiera di Trieste. Siamo ora in una zona un tempo franosa, ma quei grandi muraglioni che vediamo ora sulla sinistra hanno risolto ogni problema. Sono stati costruiti però tutti in epoche successive, come si può vedere dal loro aspetto. In alto vediamo la scarpata del Carso che precipita sul mare, con delle bellissime formazioni rocciose. Ecco le tavole di orientamento
del blocco automatico 36. Luce verde, via libera con avviso di via libera. Ora le tabelle di velocità ci indicano la prossima riduzione di velocità a 75 km/h. Ecco il viadotto di Ceda a Samare di 68 metri. Vediamo sulla collina davanti a noi, Gretta, il faro di Trieste. E ci appare ora il blocco automatico 37, preceduto dalle tavole con la riga gialla in mezzo. Quindi nuovamente coincidente con un segnale d'avviso, il segnale d'avviso di Trieste. Il segnale luce verde, via libera con avviso di via libera. Ora la velocità è di 75. Si passa al viadotto di Contovelo di 53 metri. Ecco ora il viadotto di Bovedo di 55 metri. E poi, dopo questa curva, appare il grande viadotto di Barcola di 250 metri, l'ultimo grande viadotto della vecchia linea Vienna-Trieste di Carlo Ghega. Il segnale di protezione esterno di Trieste, giallo lampeggiante, ci dà la via libera con avviso anticipato di distanza ridotta e sotto il numero 2 direzione Trieste. Poi vi è la galleria di Barcola di 75 metri e gli scambi estremi Barcola di Trieste. Andando verso sinistra si va nella grande galleria di circonvallazione, in questo caso il segnale è il numero 1. Ecco l'entrata della grande galleria di circonvallazione, lunga 5.615 metri, che porta alla stazione merci di Campomarzio. Noi invece ci dirigiamo ora a destra verso la stazione viaggiatori di Trieste Centrale. Ed ecco ora le tavole di orientamento del primo segnale interno di Trieste Centrale. Il segnale mostra il giallo e sotto il numero 1. Ora si chiude il triangolo del raccordo con la galleria e poi si piazza il viale Miramare con un ponte in ferro di 30 metri. Mentre a destra abbiamo le deviate che portano allo scalo merci della stazione di Trieste Centrale. In questo caso il segnale avrebbe mostrato il numero 2. Vi è una distanza ridotta fra il segnale di protezione primo interno e il secondo segnale. E quindi prima c'era il giallo lampeggiante. In questo caso possiamo avere sia la via impedita sia la via libera deviata. E quindi il segnale poteva mostrare anche il giallo verde. In questo caso mostrava l'avviso di via impedita, ma ora il segnale interno ultimo, eccolo qui, rosso-giallo, si è disposto a via libera e quindi velocità 30 e avviso di via impedita. Il segnale era stato aperto in modo intempestivo e in questo modo abbiamo visto il giallo invece del giallo-verde. Il treno ora, con le deviate a 30, entra nel fascio viaggiatori di Trieste Centrale.
Davanti a noi vediamo sulla sinistra la cabina CEI che comanda la stazione. Per Yemen si cambia, Si entra così al binario 3 di Trieste Centrale, che fra l'altro è il più lungo binario della stazione. Anche il binario accanto, il binario 2, che però è ancora in fase di costruzione, avrà la medesima lunghezza quando verrà attivato. Nelle stazioni di testa, anche se vi è sempre un binario di corretto tracciato, comunque la velocità ridotta è generica per tutti i binari. Quindi per qualsiasi binario 30 km l'ora. Ed eccoci arrivare a Trieste Centrale, stazione di testa. In fondo al binario vi è il paraurti. Su questo paraurti vi è un disco rosso. E questo l'ultimo segnale, il segnale di arresto per il nostro treno, che era avvisato appunto dal giallo del segnale precedente. Il nostro treno finisce così ora la corsa in stazione di Trieste Centrale. Termina così l'ocorama del viaggio Udine-Trieste. No, toccati le palle. Ecco il segnale di arresto. Ciao.